Hanno abbattuto il cancello di una ditta di commercio all'ingrosso di materiale informatico a Mogliano Veneto. Un blitz è messo a segno intorno alle 3 del mattino in via Tintoretto. I malviventi sono arrivati a bordo di un furgone e di un'auto di grossa cilindrata, veri professionisti del crimine. Hanno posizionato di traverso altri due veicoli, risultati rubati poco lontano per guadagnarsi la fuga. La banda ha poi fatto irruzione nell'azienda a Brevi, impossessandosi di svariati computer portatili. Hanno caricato tutto il materiale nel furgone e poi si sono dileguati con gli stessi due mezzi con i quali erano arrivati. Un furto studiato nei minimi dettagli. Almeno due, ma probabilmente anche più, i ladri che hanno messo a segno il colpo. Il modus operandi utilizzato riporta alla mente un altro furto compiuto lo scorso dicembre alla Smedice Salto. Anche in quell'occasione i malviventi avevano messo di traverso dei veicoli per agevolare la fuga. Non solo, ma la ditta Brevi di Mogliano già lo scorso anno è stato oggetto di un altro colpo molto simile. Il bottino della scorsa notte si aggira sulle svariate decine di migliaia di euro. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Treviso, acquisite le immagini di videosorveglianza della zona. Serata nera a Mogliano, un altro furto è avvenuto nel pomeriggio. I ladri si sono introdotti presso lo stadio di calcio comunale danneggiando alcune attrezzature ed impossessandosi di vari indumenti sportivi per un danno complessivo superiore ai 1.000 euro.